Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania vasto incendio a Camporotondo Etneo minaccia case, evacuate famiglie, il sindaco invita i residenti a raggiungere il posto di accoglienza. Omicidio di Sara Campanella, illegale di Argentino, il giovane suicida in carcere, si rivolge al garante dei detenuti, si tratta di una morte annunciata, la procura apre un'inchiesta. Capaci si è fermata per l'ultimo saluto a Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria. Perdere un figlio è innaturale per i genitori, bisogna fare chiarezza, ha detto il parroco della Chiesa Madre. Ponte sullo Stretto, si aspetta l'ok della Corte dei Conti, parte il totonome da dare all'infrastruttura, oggi a Messina nuova contestazione dei no ponte. Caro ombrellone, turisti alle prese con i prezzi degli stabilimenti balneari, mentre in Sicilia torna il caldo torrido. Secondo weekend agosto da bollino nero sulle strade. Catania si apre la strada della speranza, così l'arcivescovo di Renna all'incontro con i lavoratori dell'opera diocesana, assistenza senza stipendio a 7 mesi, resta la preoccupazione dei dipendenti, questa non è vita. Calcio. Tutto esaurito al Barbera per l'amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City. Inzaghi si affida a Brunori e poi Ampalo. Serie C, il presidente Pelligra non sarà presente all'amichevole del Catania al Massimino per impegni professionali in Australia. Bentrovati, c'è grande apprensione a Camporotondo Etneo in provincia di Catania per un vasto incendio che si è originato da rifiuti e copertoni in Viale dello Sport. Minacciate le case, grave inquinamento dell'aria, sul posto sono squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e 118. Il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania è intervenuto con 4 squadre di volontari, 2 della Misericordia di Pedara Catania e 2 della Misericordia di Gravina di Catania, impegnate con 4 mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. Circa 60 famiglie sono state evacuate, una ventina di persone ha trovato ospitalità nella sala consiliare comunale, attivata come punto di raccolta e assistenza, mentre le altre sono state accolte da parenti e amici. Il sindaco Filippo Rapisarda ha invitato i residenti, in particolare del villaggio Sant'Antonio Abate, a raggiungere il punto di assistenza e a tenere chiuse porte e finestre per limitare l'ingresso di fumi e polveri. Maggiori dettagli, altre notizie su questo vasto incendio ovviamente nelle prossime edizioni di Sicilia 24. Andiamo adesso alla morte di Sara Campanella e il suicidio di Stefano Argentino in carcere a Messina scatena polemiche. Il giovane non era più sottoposto all'alta vigilanza. È stata aperta un'inchiesta alla procura di Messina che ha sequestrato la salma. Il PD annuncia un'ispezione. Francesco Triono. Ha sollevato polemiche di inchieste la morte nel carcere di Gazzi di Stefano Argentino, il giovane accusato di aver ucciso Sara Campanella lo scorso 31 marzo a Messina. Sotto accusa il provvedimento con il quale è stata decisa la revoca dell'alta vigilanza per il 27enne che più volte aveva manifestato l'intento di suicidarsi sia immediatamente dopo il femminicidio che durante la detenzione nel carcere di Gazzi. L'avvocato che assiste la famiglia Argentino, Giuseppe Cultrera, lamenta la mancata comunicazione della decisione del declassamento assunta 2 settimane fa. Argentina era seguito da 4 psicologi e da 1 psichiatra. Ci si chiede, dice il legale, come sia possibile che 5 professionisti non si siano resi conto della evidente e conclamata fragilità mentale del detenuto. Anche su questo aspetto si concentrerà l'inchiesta aperta dalla procura con le indagini coordinate personalmente dal procuratore capo Antonio D'Amato con la PM Alice Parialò, che puntano a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno acquisite cartelle cliniche di pareri degli esperti che hanno valutato la sua capacità di poter tornare ad essere un detenuto in regime ordinario. Intanto, come da prassi in questi casi, è stata disposta l'autopsia sul corpo e il Dipartimento delle Amministrazioni Penitenziarie ha chiesto una relazione sull'accaduto alla direzione del carcere di Gazzi. È morta, hanno mandato le condoglianze, te l'avevo detto, quel colpo è fatale, l'ho preso in pieno il punto. Sono i messaggi che Stefano Argentino avrebbe mandato alla madre dopo il delitto di Sara Campanella il 31 marzo scorso. Diverse le telefonate con i genitori sin dai momenti immediatamente successivi al femminicidio. Sul cellulare del giovane sarebbero stati trovati anche gli screenshot delle pagine web che riportavano la notizia del delitto e quanto è emerso nelle ultime ore. Ieri Capace si è fermata per l'ultimo saluto a Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa di Bagheria. Perdere un figlio è un dolore grande ma anche innaturale per dei genitori, ha detto il parroco della Chiesa Madre. Sentiamo.
Viviamo questo momento nell'attesa ancora di capire con chiarezza cosa sia successo a Simona in quei minuti 40 o 50. Ma lo viviamo questo momento sorretti dalla nostra fede. Così padre Giuseppe Salamone ai funerali di Simona Cinà, la pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria. Oltre 300 le persone capaci per darle l'ultimo saluto. La famiglia stretta in un grande abbraccio collettivo è inconsolabile. Il vostro è un dolore ancora più grande, dice padre Salamone, per due motivi: perché è irrazionale, in quanto non si sa esattamente cosa sia avvenuto, ed è anche innaturale. Non è naturale che dei genitori piangano per la morte dei propri figli. È più naturale e anche umano che siano i figli a piangere per i propri genitori. Rose bianche e grandi girasoli, lunghi e commossi applausi quando il feretro arriva e poi va via. A Capaci è il lutto cittadino. Il sindaco esprime a nome di tutta la collettività il dolore per la morte di Simona. Un pezzo di futuro di questo paese, ed è un pezzo di futuro che a noi mancherà. Ed è chiaro che si aggiunge al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Occhi lucidi e abbracci, tantissimi gli amici di Simona, il loro è un coro unanime. Era una ragazza veramente solare, veramente fantastica, rideva sempre, scherzavamo, ci divertivamo. Simona è morta annegata, questo dicono i primi esami dell'autopsia. Aveva un piccolo ematoma sulla nuca, è stato un malore o un incidente. Se ne saprà di più solo quando si avranno gli esiti di tutti gli accertamenti, anche quelli tossicologici. Ancora una tragedia all'immigrazione, si tuffano nel disperato tentativo di raggiungere un'imbarcazione lontana dal barchino su cui viaggiavano. 3 migranti sono spariti tra le onde nel canale di Sicilia. Davide Sardo. Nel canale di Sicilia un gesto disperato si trasforma in tragedia. 3 migranti, 2 della Guinea e un minore dal Camerun, si sono gettati in mare cercando di farsi notare da un'imbarcazione lontana. Viaggiavano su un barchino di 6 metri partito dalla Tunisia con altre 49 persone. Hanno seguito per ore un peschereccio sperando di essere soccorsi. Quando tutto sembrava perduto, quei 3 hanno rischiato tutto, gettandosi nelle acque profonde per attirare l'attenzione e salvarsi. Da allora non si hanno più notizie, le onde li hanno inghiottiti nel silenzio. La Guardia Costiera ha salvato gli altri 50 migranti, portandoli all'hotspot di Lampedusa. 2 bambini sono finiti al poliambulatorio dell'isola. Il primo, gravemente disidratato, era a bordo del barchino in viaggio dalla Tunisia. Il secondo, un minorenne, è stato trasferito nella struttura sanitaria di Contrada Grecale dopo il soccorso di una motovedetta della Guardia di Finanza. Durante la notte la motovedetta ha salvato un barcone con 55 migranti partiti da Zuara in Libia, tra loro 3 donne e un minore che hanno raccontato di aver pagato fino a $7.000 a testa per la traversata. Rapina a mano armata ad Adrano, 2 rapinatori con pistola in mano e con il volto coperto da caschi integrali hanno fatto irruzione all'ufficio postale di via Stazione, hanno minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare denaro contante, il bottino è di circa 100.000 euro. Attraversare il ponte sullo Stretto dovrebbe costare tra i 4 e i 7 euro per tratta, così ha annunciato la Stretto di Messina, mettendo fine alle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi. Sentiamo Francesco Triono. Sui numeri c'è stato parecchio dibattito già dal giorno del via libera del CIPES e uno degli argomenti che interessa di più: quanto costerà attraversare il ponte sullo Stretto. A voler sgombrare i dubbi, allora ci ha pensato direttamente la Stretto di Messina, che ha voluto chiarire quali saranno le tariffe per l'attraversamento. Un'ipotesi al momento, perché non c'è stata alcuna definizione vera e propria, non ci può essere oggi. Comunque la società Stretto di Messina chiarisce che il pedaggio previsto per le autovetture sarà compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta, con il valore più favorevole andata e ritorno in giornata. Si tratta, scrive la Stretto, di valori sensibilmente inferiori agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina, pur garantendo nel periodo di esercizio dell'opera l'integrale copertura dei costi operativi e di quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Stretto inoltre ha effettuato una comparazione con una selezione di grandi infrastrutture estere a pedaggio, tra cui il ponte Øresund che tra Copenaghen e Malmö collega Danimarca e Svezia, il Monte Bianco, il Golden Gate Bridge negli Stati Uniti e il tunnel della Manica tra Francia e Regno Unito. Si evidenzia così come il ponte sullo Stretto di Messina, pur rappresentando un'opera di eccezionale complessità ingegneristica, presenti la tariffa di attraversamento più bassa. Il confronto diretto tra i costi per chilometro per autoveicoli, spiega ancora la società, non è metodologicamente corretto per opere puntuali come ponti e tunnel, i cui pedaggi riflettono non la distanza percorsa, ma la complessità tecnica, i costi di costruzione ed esercizio ed il contesto infrastrutturale, nonché i benefici per gli utenti. Approvata all'Ars la manovra Ter, passa alla linea del governatore Schifani che incassa il sì e rilancia risorse per l'economia siciliana. Sentiamo Tonina Damano. Con senso di responsabilità abbiamo scelto di mettere le risorse nell'economia siciliana, destinandole alle principali emergenze dell'isola, con particolare attenzione al sociale e allo sviluppo. Il presidente della regione Schifani ringrazia l'Aula e rilancia, dopo l'approvazione all'Ars della manovra Ter, passata con 27 voti favorevoli e 15 contrari. Pioggia di euro che serviranno all'isola per affrontare le grandi emergenze. 339 milioni di euro con attenzione particolare alla crisi idrica, previsti finanziamenti per la protezione civile, per il funzionamento dei dissalatori, per le dighe. Fondi anche ai comuni per fronteggiare i maggiori costi nella gestione dei rifiuti, premiando quelli che hanno raggiunto almeno il 60% della differenziata. Contemplati anche scuolabus, impianti di videosorveglianza, interventi per le strade provinciali e per le scuole, enti di accoglienza e ricovero di indigenti. Incrementato il fondo per le persone con disabilità. Da segnalare le frizioni tra DC, MPA di Lombardo e Movimento 5 Stelle, con il botta e risposta tra Totò Cuffaro e Nuccio Di Paola, mentre anche la maggioranza ha messo in evidenza alcune spaccature. Dopo il via libera alla manovra, adesso è liberi tutti all'Ars, il Parlamento chiude per la pausa estiva. L'Aula tornerà a riunirsi il 9 settembre per gli emendamenti aggiuntivi, i fondi per i territori, le norme per i consorzi di bonifica e gli ASACOM. Per la prima volta a Palermo è stato consentito il riconoscimento di un bimbo figlio di 2 mamme, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che impedire il riconoscimento della madre intenzionale viola il diritto fondamentale del bambino a una chiara identità giuridica, alla stabilità familiare, alla piena tutela da parte di entrambe le figure genitoriali. La coppia ha avuto non poche difficoltà. In Sicilia torna il caldo torrido con temperature fino a 40 gradi, mentre sono molti gli automobilisti che si metteranno in viaggio in vista del secondo weekend a bollino nero sulle strade siciliane. Desiree Ferlito. L'illusione di temperature più miti in Sicilia era solo un'illusione. Dopo un inizio di agosto in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre, che ha favorito temperature più moderate, il famosissimo anticiclone africano, il nome non promette bene, favorirà un importante aumento delle temperature, caldo e afa con valori compresi tra i 30 e i 35 gradi. Ma l'apice di questa nuova fase calda si vedrà la prossima settimana, con picchi di 40 gradi nelle zone più interne dell'isola. Ad essere torrido, oltre le temperature, sarà anche il traffico per i vacanzieri. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo. Lungo la rete ANAS è atteso traffico in costante aumento, a seguito della chiusura della maggior parte delle attività commerciali in vista della settimana di Ferragosto. Sospesi da ANAS oltre l'83% dei cantieri in tutta Italia, tra quelli caldi in Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania e sulla A29 Mazzara del Vallo. In vigore per il weekend anche il divieto di transito dei veicoli pesanti. Chi viaggerà in auto in Sicilia verso le località turistiche non potrà di certo contare sul clima. Conviene armarsi di aria condizionata, bevande rinfrescanti, cinture di sicurezza e tanta pazienza. I vacanzieri devono fare i conti con il caro ombrellone, i consumi sono ridotti per i servizi di bar, ristorante, noleggio, attrezzature. È preoccupante il bilancio degli operatori del settore. Eva Spampinato. Il sole splende, il mare è pulito, ma il caro ombrellone frena la voglia di vacanza anche in Sicilia. Aumentano ogni anno e quindi chi se lo può permettere se li prende, chi no rimane a casa. I prezzi degli stabilimenti balneari in Italia hanno subito aumenti fino al 30% rispetto allo scorso anno, ma la Sicilia cerca di reggere il confronto. Stiamo a vedere in altri posti dell'Italia, tipo l'Emilia Romagna, gli ombrelloni sono tutti chiusi, anche perché lì l'entrata al lettino e l'ombrellone ha un costo abbastanza elevato rispetto alla Sicilia. La Sicilia è dove
godere dei servizi spiaggia costa meno. A incidere inflazione, rincari energetici, costi di gestione sempre più alti. Lungo il litorale della playa i prezzi variano, anche di tanto, in base al lido che si sceglie. Io quello che posso consigliare è ci sono tanti stabilimenti che lavorano bene e con prezzi onesti. L'arma principale è il fatto che si possa scegliere. E la gente preferisce ammortizzare andando al mare solo nel weekend, cercando le spiagge libere o preferendo il pranzo a sacco invece di consumare al bar. Noi ci portiamo sempre il cibo da casa, perché nei bar costano. Una giornata al mare dunque sembra essere diventata un lusso. Senz'altro l'aumento c'è, non c'è dubbio che c'è, anche abbastanza grosso direi. Poi dipende dalle zone della Sicilia, per esempio nel Ragusano ci sono molte spiagge libere però attrezzate con le docce e tutto, lì non si paga. E sulla diminuzione degli ingressi potrebbe influire anche il calo di presenze turistiche riscontrato a Catania dai tassisti. Il calo, io anche con il mio lavoro lo noto che quest'anno si sta lavorando un po' di meno. Agosto potrà confermare il trend negativo oppure ribaltarlo. Adesso una breve pausa, tra poco. Parliamo di lavoro, si apre la strada della speranza, così l'arcivescovo di Catania Luigi Renna all'incontro con i lavoratori dei dipendenti, con i lavoratori dell'Oda senza stipendio a 7 mesi. Sentiamo Desiree Ferlito. Uno spiraglio per i 300 lavoratori dell'Opera Diocesana senza stipendio da 7 mesi. L'arcivescovo Renna, in un incontro con i dipendenti, ha annunciato l'affitto del settore sanitario con un bando pubblico. E questo bando uscirà il giorno 12. Ci saranno 10 giorni per la presa di visione, poi 10 giorni per la presentazione, arriveremo agli inizi di settembre, il 3 settembre, con le proposte, dopodiché inizia la contrattazione. È l'unica strada che in questo momento, meglio quella più garantista che potevamo seguire per poter offrire un futuro ai lavoratori dell'Oda. Il piano di transizione punta a garantire la continuità dei servizi, la tutela dell'occupazione, la regolarità delle retribuzioni e il superamento delle gravi criticità economico-finanziarie che da tempo gravano sull'ente. Le organizzazioni sindacali e i lavoratori ribadiscono però la necessità di garanzie formali e vincolanti. Renna vuole rassicurare i lavoratori con delle prime promesse. La prossima settimana saranno pagati uno stipendio e una parte di esso, quello che appunto si potrà. Non abbiamo altre risorse, ma la strada che si apre in questi giorni è una strada di speranza. Per il saldo delle retribuzioni dovute bisognerà attendere almeno fino al dicembre. Scettici, i lavoratori dell'Oda sono ormai allo stremo. Presumibilmente entro dicembre vedremo qualcosa, prossimamente uno stipendio, un pizzico e forse a ottobre. Mi dica lei se questa è vita. E adesso parliamo di verde a Catania. Gli alberi a volte fanno parte del cosiddetto verde incolto. In Viale Mario Rapisardi e in Piazza Santa Maria di Gesù i rami superano i piani delle abitazioni e a volte sono un pericolo non solo per i pedoni ma anche e soprattutto per i non vedenti. Tonino De Mano. In alcuni casi superano i piani delle abitazioni, in altri arrivano sui balconi, ma sono fastidiosi anche dal basso, ovvero sui marciapiedi. Alberi invadenti a Catania dove il verde non ha la cura necessaria per garantire benessere ai cittadini, anzi, il più delle volte, rappresenta un pericolo. Siamo sul Viale Mario Rapisardi, qui alcuni rami sporgenti creano disagi ai pedoni ed in particolare ai soggetti non vedenti. Alberi dentro le case, alberi ad altezza uomo, tanto da far male anche a un disabile non vedente. Io stessa sono intervenuta abbassando il ramo perché si è fatto anche del male. E andrebbero assolutamente potati e andrebbe comunque dato anche una sistemata un po' all'erbaccio. La resina degli alberi finisce sulle auto e sui passanti, per non parlare del pericolo in caso di maltempo. Se Sparta piange e Atene non ride, dal Viale Mario Rapisardi ci spostiamo in Piazza Santa Maria di Gesù ed anche qui gli alberi, in questo caso secolari, fanno ombra sì, ma invadono ogni cosa. Quasi invisibile questo cartello di sosta e fermata davanti all'ospedale Garibaldi Centro, per non parlare dell'indicazione del Duomo, praticamente nascosta dai rami. In questo caso affidarsi alla tecnologia e quindi ad un navigatore eviterà giri inutili. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio, grande appuntamento stasera per il Palermo che al Barbera affronterà in amichevole il Manchester City, tutto esaurito, attesi oltre 34.000 spettatori. Marco Gullà. Ci siamo, per il Palermo è arrivato il grande giorno. Stasera al Barbera l'amichevole contro il Manchester City, smoking rosanero, oltre 34.000 spettatori per un grande evento che richiamerà non solo i tifosi del Palermo, ma anche tantissimi appassionati che raggiungeranno il capoluogo siciliano da altre città. Occhi sui campioni del City, da Holland a Bernardo Silva, e poi la prima uscita in casa del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. Siamo molto onorati che il Manchester City sia qui a giocare nella nostra città. Penso che sia una partita di grande significato, emozione, di prestigio per la città di Palermo, che si merita, e noi speriamo di far bella figura. Chiaro che giochiamo contro dei marziani, ma io mi auguro che i miei giocatori facciano intravedere quello che mi hanno dato in questi giorni. Inzaghi si affiderà a Brunori e poi Ampalo. Nel City ci sono tanti big, quasi tutti. Gli unici assenti sono Grealish, che comunque è in uscita, Foden, Rodi, Kovacic, Guardiol, Ortega e Phillips. In caso di parità, calci di rigore per assegnare l'Anglo Palermitan Trophy. Fischio d'inizio alle ore 21. E il presidente Pelligra non sarà presente all'amichevole del Catania al Massimino per impegni professionali in Australia. Per Aloi si attende l'ufficialità. Bocic ceduto in prestito al Picerno. 7 partenze nel Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. In una nota il presidente Ross Pelligra ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto, non potrà essere presente all'amichevole del Catania domenica sera al Massimino contro il Valletta Football Club per improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia. Il numero 1 del club rossazzurro ha dichiarato di essere sempre aggiornato sul lavoro svolto dai dirigenti nel potenziamento della rosa, anticipando che arriverà a Catania nelle prossime settimane. Sul mercato per Salvatore Aloi, non convocato dalla Ternana per la Coppa Italia, manca soltanto l'ufficialità. Si avvicina anche il trequartista Michele D'Ausilio. Previsti 2 colpi in attacco. Uno potrebbe essere Simone Leonardi di Scuola Sampdoria l'anno scorso a Rimini, a cui si aggiungerà una prima punta da doppia cifra. Dopo la rescissione dell'ex tecnico Lucarelli, Bocic ceduto a titolo temporaneo al Picerno, De Rose vicino al ritorno a Cosenza, Peralta ed Andrea tra i partenti più richiesti. Cura dimagrante in atto a Trapani, dove alle rescissioni di Celiento, Valietti e Sartore e alle cessioni di Carraro al Gubbio e Udò alla Propatria si sono aggiunti i trasferimenti di Zac Ruggero al Cerignola e Daca al Vora. Nel ritiro di Valderice, seconda seduta aperta ai tifosi. Si è concluso 5-0 per il Siracusa, il primo allenamento congiunto stagionale al De Simone contro il Priolo, formazione di promozione. Marcature di Guadagni, Job, Damian, Ba e un'autorete. Prossimo impegno oggi a Canicattini Bagni contro il Melilli, squadra di eccellenza siciliana. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona giornata.